E dunque Mirko Di Tora, lo abbiamo detto, è stato finalista ai mondiali di Roma 2009, è stato finalista ai campionati europei del 2008. La più grande prestazione forse in campo internazionale dopo i numerosi titoli italiani assoluti e i record italiani nel dorso è stata la vittoria con la staffetta 4x50 mista ai campionati europei di vasca corta del 2008. In quell'evento, in quell'occasione, la formazione azzurra staffetta aperta dalla frazione a dorso di Di Tora arrivò al primato del mondo. Mirko Di Tora avanti a Zaccaria al passaggio 26,69 contro 27,06. Ultima batteria che andrà a completare la categoria assoluti. Mirko Di Tora si limita a vincere la quarta batteria, eccolo qua, 54,88, fa registrare il miglior tempo proprio davanti al 55,86 di Roch Zaccaria. Attendiamo naturalmente l'ufficializzazione di questo risultato mentre si preparano